Fregonese, sindaco di Valdobbiadene, come arriviamo al sit-in di questa mattina? Arriviamo dopo settimane, anzi mesi di confronti, per quanto mi riguarda, confronti con gli altri 13 sindaci di questi 14 comuni della Marca Trevigiana che sono stati colpiti da questa proposta di chiusura dei 15 uffici postali decentrati. Abbiamo avuto diversi tavoli di confronto tra amministratori locali, anche con delle rappresentanze di onorevoli che hanno portato interrogazioni alla Camera e al Senato. Noi sindaci abbiamo presentato delle istanze, delle richieste a Poste Italiane, avevamo chiesto la sospensione dell'attuazione del provvedimento di chiusura delle poste che è previsto per il 13 aprile e avevamo chiesto anche un tavolo di concertazione regionale, comunque una rappresentanza dei noi amministratori locali in questa decisione che ci è arrivata di punto in bianco con lettera protocollata datata il 2 febbraio scorso senza aver mai avuto prima notizie. Non abbiamo capito qual è il piano di razionalizzazione a livello nazionale, dove si vuole arrivare e quali criteri siano stati applicati. I criteri ci sono stati a ciascun sindaco illustrati a posteriori, a voce, e i numeri a noi non tornano. Sì, speriamo, perché la partecipazione ha dimostrato che le poste devono cambiare idea. Gli uffici vanno rafforzati, potenziati in termini di qualità, perché il territorio ne ha bisogno. Perché ci crediamo e speriamo sul serio che restano aperte e poi quando si lavora insieme, insieme sicuramente otteniamo dei risultati. Grazie. Che vorremmo spedire a Luisa Todini e Francesco Caio, rispettivamente Presidente dei Poste Italiane e amministratore delegato, ma anche Sottosegretario con delega alle telecomunicazioni Antonella Giacomelli.